qual è stato lo spunto che l'ha portata a fare Lo questa spunto ricerca? è stato... Che nessun altro ha fatto. Allora, lo studio del paese, e io sono sempre partita dall'idea che prima di conoscere la storia grande bisogna conoscere la nostra storia, la storia piccola, la storia delle nostre famiglie, perché sono le famiglie che fanno la storia. Allora, le due vie, avevamo fatto la mappa del paese, le due vie principali, Alessandrino Torino e Bruno Golo. Come mai? Chi erano questi uomini, questi ragazzi? Allora da lì è nata la ricerca, è nata così. Avete trovato delle difficoltà anche da un punto di vista didattico, non so, dell'inserimento nel programma? No, il direttore ci lasciava proprio ampio spazio per fare tutto quello che ritenevamo necessario dal punto di vista didattico, non metteva mai, l'abbiamo chiamato in classe, l'abbiamo chiamato con i rappresentanti dell'AMPI, proprio perché ci fosse anche una veste ufficiale, ecco. E tecnicamente, diciamo, le difficoltà quali sono state? Beh, cioè, un anno è durata sta storia, perché andare in giro, contattare le persone anziane, dire guarda che vieni a scuola, mamma mia, a scuola, e io non parlo italiano, io non mi confondo, non mi ricordo, ma è quello che ti ricordi, parli in dialetto. Avevamo intervistato, ma lì non c'è nel coso, anche il parroco del paese, perché il parroco del paese all'epoca della Seconda Guerra Mondiale era seminarista ed era proprio un lottatore, cioè uno di quelli, il vescovo gli dava i messaggi, lui li nascondeva nella talare e poi attraversava il Sile a nuoto. Come si chiamava sto parroco? Don Umberto Bortolato. Ah, che magari sarà parente di quel Carlo Bortolato. No, perché era di Salzano questo prete, e ci raccontava anche che era andato, aveva il vescovo, non so, gli aveva fatto vendere dei cavalli, gli aveva fatto acquistare un camion ed era andato al Brennero a raccogliere gli ebrei, che ha detto una cosa spaventosa, come si sono presentate queste persone. C'era un figlio con sua madre che era soltanto, erano ossa rivestite di pelle, una cosa orrenda. Alla fine della guerra? Sì. Ma poi non l'avete intervistato questo parroco perché? No, l'abbiamo intervistato, ma non risulta qui perché non era proprio nell'ambito dei partigiani, era nell'ambito della guerra, delle ristrettezze, del clima che si era creato. Ma voi l'avete anche registrate queste interviste? No. Era tutto quanto fatto così, scritto così, tutto a mano, tutto fatto in maniera veramente... sì, un po' selvaggia. Comunque, insomma, le persone poi venivano o non venivano alla fine? Sì, ci sono quelle che sono venute, e le altre invece siamo andati noi a casa loro con la bicicletta. Anzi, andate voi sì. Maestra e bambini? E i bambini. Allora c'era il problema, cioè se i bambini si facevano male con la bicicletta in giro per le strade non era semplice, ma ho trovato dei genitori veramente favorevoli. Cioè mi hanno detto sì, e stanno attenti, vanno anche a catechismo in bicicletta, staranno attenti, insomma, ecco, così. Quindi è stata anche un'avventura da questo punto di vista. Sì. Allora, i bambini adesso avranno 40 anni. E poi mi parlava invece del clima nel paese, di non, di non muovere le mosche. Di star zitti, di non parlare. Vedo e non parlo, vedo e non so niente. Ecco, ci sono proprio episodi, veramente pazzeschi. No, ma a voi dicevano così quando ha fatto la ricerca, lei ha avuto proprio questa reazione da parte di alcune persone? Sì, mi diceva se meglio tasa. Quando siamo andati a intervistare il proprietario del Gambero, che non era più Mario Rex ovviamente, no, ma proprio reticente, cioè sembrava che noi, dico guarda che i ragazzi vogliono soltanto vedere l'ambiente e vedere magari di cogliere qualche atmosfera, ma era proprio restio a farci entrare. Ecco, come, mamma mia, i partigiani sono 4 banditi, questo era il concetto, ecco. No, è lo stesso che te adesso, Scatolini? No. Era un'altra? È passato diverso. No, perché ho parlato con uno lì, mi ha detto delle cose, insomma, è stato gentile, insomma. Ah, ho capito, quindi c'era un po' questo clima, ma perché diceva che in paese, mi diceva anche l'altra volta, che in paese, specie a Quinto, c'era stato questo ragazzo che era morto dall'altra parte e quindi hanno detto... Ah, perché c'era poverino, un soldato, un ragazzo che aveva fatto il militare, non so se l'alpino o cosa, aveva scelto di farlo con la Repubblica di Salò probabilmente, ma l'aveva scelto perché a casa c'era fame, c'era bisogno del suo stipendio.
è stato catturato sulle Alpi Liguri, mi pare, da un manipolo di partigiani rossi, che hanno preso tutto sto gruppo di soldati, li hanno fatti denudare, hanno fatto scavare in mezzo alla montagna la fossa, li hanno tutti ammazzati e volevano invece liberare il capitano medico. Il capitano medico ha detto no, io sono qui con loro, sono il loro comandante, io muoio con loro. E sono morti tutti, e per forza, quando dopo hanno visto la macchina bianca dei partigiani girare per Quinto, solo l'idea che fossero partigiani e che sto povero ragazzo era morto, l'associazione hanno fatto così quelli in Liguria e questi sono uguali. Ha capito qual era il discorso? Ma chi gliel'ha detto a lei? Chi gliel'ha detto a lei? La sorella di questo soldato faceva la parrucchiera a Quinto. Io andavo dalla parrucchiera a farmi la piega, lei non sapeva che io ero una nipote. Ecco, un giorno parlando del monumento dice quelli, beh, stanno bene lì dove sono, perché è venuta fuori tutta questa storia che io non conoscevo. Era un certo Vendramin, ho visto. Sì, Vendramin. Un ragazzo giovane, avrà avuto 20 anni, non so. Ma oltre a questa difficoltà qui, a questo clima, diciamo, in paese, altri mi diceva che potevano starsene a casa, roba del genere, qualcuno risulta lì. Sì, ma questo lo dicono sempre, poteva stare a casa. Io avevo una collega che era naturalmente, era stata la moglie del podestà, è ovvio che fosse di idee fasciste, mi diceva sì, e poi ha saputo che cose, monumenti e strade, e puoi stare a casa, Questo era